Anche stamattina Venezia si era svegliata con le sirene che avvisano dell'arrivo dell'acqua alta, ma nel corso della mattinata le iniziali previsioni a 110 centimetri sono state ritoccate al ribasso diverse volte. Alla fine l'acqua alta si è fermata a 98. Fatto salvo che il Mose sarebbe rimasto fermo anche con 110 centimetri, l'altezza della marea sarebbe stata sufficiente a mettere sott'acqua gran parte di Piazza San Marco. Invece, a sorpresa, molte porzioni sono rimaste asciutte. Hanno decisamente ha chiuso le valvole che mettono in asciutto la piazza San Marco. Sappiamo che sono ancora prove sperimentali, ma è evidente che funziona. In questo momento abbiamo circa 98 centimetri in piazza San Marco, significa 13 centimetri sotto le procuratie, invece si vedono le persone che camminano comodamente, insomma c'è l'acqua, mancano le pompe. Sappiamo che il rifinanziamento per la fine di questi lavori non è ancora stato fatto del tutto, ci auguriamo che al più presto ci sia l'ultima buona notizia. Il nuovo sistema antiacqua alta in piazza, del quale sono ben visibili i cantieri in questo momento di fronte alla Basilica di San Marco, era già entrato in funzione in fase sperimentale durante i concerti che si erano tenuti a luglio. Quanto ci vorrà perché finiscano questi lavori? Abbiamo un appuntamento settimana prossima con l'assessore Zaccariotto, si era parlato ancora di tutto il 2025, quindi noi ci auguriamo che per autunno 2025 il problema acqua alta in piazza San Marco sia definitivamente scongiurato. Il costo di realizzazione del Mose, che non è ancora finito, è di 6 miliardi e mezzo di euro, 35 arresti e un centinaio di indagati per tangenti, fondi neri e false fatturazioni. La manutenzione del Mose costa circa 63 milioni di euro l'anno. Ogni alzata delle sue 78 paratie mobili costa 211 mila euro. Il Mose non si può attivare sempre, anche perché precluderebbe l'attività del porto commerciale di Venezia. In questa prima fase il nuovo sistema a difesa di Piazza San Marco si sta dimostrando efficace. Il fatto che Piazza San Marco sia contenta e sorpresa di questa bellissima novità di oggi, però non risolve i problemi che abbiamo intorno a tutto il resto della città, perché ricordiamocelo, a 110 centimetri circa il 12-16% della Venezia insulare va sotto acqua.